Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. L'emergenza abitativa a Niscemi, sale la tensione fra gli sfollati che all'arrivo del presidente Schifani chiedono che si materializzino al più presto i fondi per la ricostruzione. E per i danni della frana e del ciclone la Regione ha stanziato a Palermo $500 milioni. Da domani previsto l'arrivo di Harry bis, con venti, mareggiate, piogge intense in Sicilia centro-settentrionale. Qualcuno lo chiama già il vortice di San Valentino, ma c'è poco di romantico da aspettarsi. Sequestrata a Belpasso Etnaland, i rifiuti del più grande parco acquatico del meridione finivano in un'enorme discarica abusiva dove venivano bruciati e interrati, indagato il titolare. A Catania la polizia ha arrestato l'uomo che domenica ha gambizzato il vicino di casa, era ai domiciliari, e accusato di tentato omicidio. Tra poco visiteremo l'aula bunker del maxi processo contro la mafia, ricostruita come vedete con la realtà virtuale. A Capaci incontro con Pietro Grasso, all'epoca giudice a latere nel grande dibattimento. Voci da Sanremo, dal 23 Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web racconteranno ogni giorno il festival grazie a una nuova collaborazione con Radio RTL. Calcio, gara scoppiettante, ieri a Marassi finisce 3-3 tra Sampdoria e Palermo, altalena di emozioni, alla fine pareggia Ceccaroni per i siciliani, Inzaghi un punto importante. In Serie C il Catania non va oltre il pareggio contro il Cerignola al Massimino, 0-0 il finale. Il Benevento vittorioso a Trapani scappa via. Siracusa gioca bene ma perde a Cosenza 1-0. Bentrovati. Per i danni della frana e del ciclone Harry, il presidente Schifani ha annunciato uno stanziamento di 620 milioni, utilizzando il Fondo Sociale Europeo e riservandolo alle emergenze. E da oggi dovrà essere composto da donne, almeno il 40% delle giunte comunali in Sicilia. Amaglio Viola. 620 milioni di euro in totale, 62 però da destinare in generale agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico per impedire che si debba assistere in futuro ad un'altra Niscemi. Ma anche e soprattutto 558 milioni di euro da far confluire in un fondo regionale destinato agli interventi sia per Niscemi che per i danni del ciclone Harry. È una dotazione economica consistente quella messa in campo dalla Regione siciliana, che con la giunta di ieri sera ha rimodulato le risorse del Fondo Sociale Europeo 21-27, mettendo in campo e destinando all'emergenza tutti i fondi svincolati da progetti che non potranno arrivare in porto in tempo. 93 milioni erano già stati messi in campo. Il nuovo fondo consentirà di rafforzare e rendere strutturali le misure di sostegno per la messa in sicurezza del territorio, il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per i ristori ai cittadini, alle imprese e alle attività commerciali che hanno subito gravi danni. Forte dei fondi reperiti, oggi il presidente della regione siciliana Renato Schifani è giunto a Niscemi portando con sé la buona notizia venuta dalla giunta, ma anche con l'intenzione di verificare la situazione di persona, dopo aver disposto nei giorni scorsi il sistema di sorveglianza sulla frana attraverso una convenzione con l'INGV. Schifani è giunto al comune di Niscemi intorno alle 11:15, lì ha tenuto una riunione operativa con il sindaco Massimiliano Conti, il coordinatore dell'ufficio del commissario per l'emergenza Duilio Alongi e il capo della protezione civile Salvo Cocina, che è in paese da ieri sera. Il fondo da 558 milioni, istituito con delibera di giunta, sarà operativo a breve, da scrivere le regole per accedere a questi soldi. Di nuovo a Niscemi, adesso dove è sempre più emergenza abitativa, sale la tensione tra gli sfollati. All'arrivo del presidente Schifani hanno chiesto che si materializzino al più presto i fondi per la ricostruzione di cui abbiamo appena riferito. Gerry Italia.
Il presidente della regione Renato Schifani è arrivato a Niscemi per toccare con mano gli effetti della frana e coordinare sul campo le azioni di emergenza, un sopralluogo tecnico insieme al sindaco Massimiliano Conti e alle autorità impegnate nel monitoraggio del territorio per fare il punto su una situazione che resta delicata e in continua evoluzione. Questo è un ufficio decentrato della regione, per cui lo stiamo per arredare ormai operativo, per cui i cittadini di Niscemi avranno un problema di interlocuzione, di chiarimento sui temi regionali, troveranno qui dei funzionari pronti a darli direttamente o a collegarsi con Palermo. Tra le decisioni operative, pieni poteri al sindaco. Già da oggi potranno essere assegnati gli alloggi ACP individuati per accogliere i primi sfollati. Via libera anche ai contributi economici per l'alloggio per garantire una sistemazione dignitosa a chi ha dovuto lasciare la propria casa. 800-500 rotti secondo il nucleo familiare per gli sfollati, lo farà lui a nome mio, quindi velocizzeremo tutte le procedure, così come il rimborso per i danni subiti previa documentazione. Da oggi inoltre in municipio sarà attivo un ufficio distaccato della regione con il compito di accelerare le procedure burocratiche e ridurre i tempi di accesso ai fondi e ai ristori, ma davanti al palazzo comunale esplode anche la tensione. Alcuni sfollati hanno protestato rivolgendosi direttamente al presidente Schifani. Il signor Schifani si deve mettere nel suo ufficio con il suo entourage a dire cerchiamo di trovare i soldi. Voci che raccontano il disagio, la paura e l'urgenza di risposte immediate, perché accanto agli annunci resta la vita sospesa di chi ha perso tutto e ora chiede certezze. E a 3 settimane dal passaggio del ciclone Harry, prevista nella nostra regione una nuova seria perturbazione. Il vortice di San Valentino, o l'Ari bis, da domani coinvolgerà la Sicilia centro-settentrionale con venti di burrasca, mareggiate e piogge intense. Simona Mazzoni. Alcuni esperti meteorologi lo chiamano vortice di San Valentino, ma c'è poco di romantico nell'arrivo di una nuova ondata di maltempo che porterà nelle prossime ore ancora una volta mareggiate, venti di burrasca e tanta pioggia sul versante tirrenico e sulle isole maggiori. In particolare la Sicilia settentrionale subirà il passaggio di una tempesta collegata a un ciclone atlantico che ha origini tra Regno Unito e Paesi Bassi. Dopo il ciclone Harry, il cui passaggio in Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio scorsi ha lasciato paura e devastazione, questa perturbazione è attesa con grande preoccupazione, anche se non avrà la potenza distruttiva di Harry. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla su gran parte della Sicilia per l'arrivo di venti forti da burrasca e possibili mareggiate lungo le coste. Giovedì le condizioni meteo peggioreranno e se venerdì sembrerà tornare il sereno, nel weekend di San Valentino un vortice si abbatterà sull'Italia, compresa parte della Sicilia. Non è tanto il maltempo a sorprenderci, ma la nostra cronica in preparazione. I segnali ci sono, le previsioni pure, ma la prevenzione e la pianificazione strutturale, ricche di progetti e tante buone intenzioni, restano ferme ai nastri di partenza. Si spera soltanto di non dover registrare ancora una volta danni irreparabili a strutture e immobili come nel caso di Harry. Malgrado l'infierire del maltempo, la considerazione per il turismo in Sicilia rimane intatta. Secondo la classifica dell'indice di reputazione turistica, ideata da Demoscopica e pubblicato dall'ANSA, la nostra regione rimane stabile al 3° posto in Italia, preceduta soltanto da Toscana e Trentino. I rifiuti del più grande parco acquatico del meridione, l'Etnaland di Belpasso, invece di essere smaltiti correttamente, finivano in un'enorme discarica abusiva dove venivano bruciati e interrati. Sequestrata la struttura, indagato il titolare, il procuratore Curcio dice assenti i controlli. Lorena Dolci. Le carte dei gelati, i cartocci delle patatine, i resti dei picnic, tutti i rifiuti prodotti dalle migliaia di visitatori di Etnaland, il più grande parco divertimenti del meridione, finivano in una discarica abusiva in spregio di qualsiasi rispetto ambientale. Ogni giorno per anni i dipendenti li trasferivano in un terreno adiacente dove venivano bruciati e poi sotterrati. La scoperta durante un sorvolo degli elicotteri della Guardia Costiera che si sono accorti di queste buche nel terreno. Saltano fuori 1000 metri cubi di rifiuti smaltiti illecitamente. Nel 2022 i sigilli alla discarica, un terreno di 6 ettari di proprietà dello stesso titolare del parco, Francesco Russello, che oggi invece vede scattare il sequestro del parco. Gli accertamenti sul terreno e sulle acque hanno confermato infatti i reati ambientali, accertando fra l'altro uno sbalzo di 9 metri, frutto dell'accumulo nel tempo dei rifiuti, per anni e in assenza totale di controlli.
Parliamo insomma di un'attività che è macroscopica, perché non è una piccola azienda, era l'azienda forse più importante del posto e che quindi doveva probabilmente essere monitorata in precedenza da chi ha funzioni amministrative. Non solo rifiuti quasi mai differenziati, ma anche le acque di lavaggio delle piscine venivano smaltite senza regola. Finivano anche dentro il laghetto artificiale del parco acquatico, non adibito però ai bagni. Il rischio è per l'ambiente soprattutto, non c'era un rischio per chi andava a farsi il bagno nella piscina, ecco, per voler essere chiari. Russello deve rispondere di combustione illecita di rifiuto, traffico illecito e inquinamento ambientale. Dovrà provvedere a realizzare gli impianti di depurazione, il rispetto degli obblighi di smaltimento e la bonifica dei luoghi. A che condizioni potrà riaprire? Quando si sarà messa in regola completamente. A Catania la polizia ha arrestato l'uomo che domenica ha gambizzato il vicino di casa, era ai domiciliari, è accusato di tentato omicidio. Non è ancora chiaro il movente. Indagini in corso sul ferimento di un giovane parrucchiere ieri a San Cristoforo. Simona Mazzone. Per gli spari di domenica scorsa al villaggio Dusmet è stato arrestato e portato in carcere un 27enne accusato di tentato omicidio nei confronti di un vicino di casa, un 48enne ferito alla gamba che è stato portato all'ospedale Cannizzaro dove i medici, a causa della gravità delle lesioni riportate, lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Il 27enne che si trovava in casa al villaggio Dusmet perché sottoposto ai domiciliari, secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile di Catania, prima di ferire il 48enne aveva sparato un colpo di fucile verso la casa di un parente del vicino, provocando un foro su una parete. Il 27enne, prima ancora che l'uomo salisse per le scale che portano nel suo appartamento, ha sparato ancora col fucile, questa volta colpendo la vittima a una gamba. La polizia è riuscita anche a trovare il nascondiglio in cui l'uomo aveva nascosto l'arma con cui aveva sparato, in una mansarda nascosta da una botola. E la polizia indaga anche sulla sparatoria avvenuta in via della Concordia, dove un pregiudicato di 27 anni è stato ferito alla gamba sinistra all'interno del locale nel quartiere di San Cristoforo. Il giovane è sottoposto agli arresti domiciliari, ma ha il permesso per lavorare in un salone per parrucchieri. Ha raccontato agli agenti di aver udito le grida per una lite in strada, di essere uscito dal negozio e di essere stato colpito accidentalmente alla gamba. Una versione che non convince gli investigatori. Secondo altre fonti, infatti, il 27enne sarebbe stato colpito al culmine di una lite. Il ferito è stato portato all'ospedale Garibaldi mentre le indagini proseguono per fare luce sull'episodio. Caccia all'oro rosso. A Catania ha depredato per la terza volta in 3 settimane l'istituto comprensivo San Giorgio. Danni per oltre 100.000 euro. In mattinata sopralluogo dell'assessore Guzzardi, ira delle mamme. Tonino De Mana. Oltre 100.000 euro di danni, scuola al buio e alunni a casa. Non c'è pace per l'istituto comprensivo San Giorgio Plesso Borsellino, depredato per la terza volta in 3 settimane. Se non è record, poco ci manca. L'ultimo atto si è verificato nella notte, quando ignoti si sono introdotti nella scuola, complice l'assenza dell'impianto di sorveglianza, per arraffare metri e metri di cavi di rame. Danneggiato in maniera irreparabile il quadro elettrico che vedete in queste immagini. Mattinata di sopralluoghi per i tecnici comunali e per l'assessore all'istruzione Guzzardi. Mamme esasperate nel piazzale. Noi non vogliamo fare la scena, fare caciarate. Noi vogliamo dire i nostri figli in questo momento sono a casa, disagiati, stanno retrocedendo tutti quanti, alcuni sono stati messi in un altro plesso, nel plesso centrale, ma comunque non è una situazione sostenibile a lungo termine. È svilente la situazione, cioè, non ho proprio parole. Come si può spiegare? Come si può spiegare una situazione del genere ad un bambino che vuole studiare, vuole andare a scuola con le proprie maestre, con i propri compagni? Abbiamo bambini all'asilo, alla centrale, altri bambini in DAD, chi ha anche 3-4 figli. È una situazione assolutamente insostenibile. Si continua a avere appunto questo disagio dei furti. Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, con allerta rossa per il ciclone Harry, il primo raid vandalico e conseguente danneggiamento della cabina elettrica esterna, seguito da altri furti di rame che hanno fatto lievitare il danno, e la beffa con gli alunni a casa per vacanze forzate e ad oltranza.
Questo a Catania, all'Istituto San Giorgio. Torna l'appuntamento con il sindaco, l'incontro con il primo cittadino di Catania, Enrico Trentino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni, lamentele, scrivete al numero WhatsApp 342 7455 005 o inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14.30. Adesso Augusta svaligiavano le abitazioni dopo averle studiate nei minimi dettagli, portando via contanti, gioielli, casseforti intere. In 5 sono stati arrestati dalla polizia. L'inchiesta ha fatto luce su 5 furti avvenuti tra il 2024 e l'anno scorso. Prima dei colpi la banda effettuava accurati sopralluoghi, come vedete, indossando tute bianche da lavoro per non farsi riconoscere. A Termini Imerese un uomo ubriaco è stato protagonista di un'aggressione all'ospedale Cimino, dove si era recato per controllare la pressione. Una volta assistito è stato invitato ad attendere fuori dal pronto soccorso. A quel punto prima ha salito una guardia giurata cercando di sottrargli la pistola, poi ha tentato di dare un pugno a un infermiere. È stato arrestato per lesioni personali aggravate. Palermo, l'aula bunker del Lucciardone diventa navigabile in realtà virtuale nel 40° anniversario del maxi processo alla mafia. Abbiamo visitato il museo Stazione 23 Maggio a Capaci e abbiamo incontrato Pietro Grasso, all'epoca giudice a latere nel grande dibattimento. Marco Gullà. Questa che sta prendendo forma non è un'aula di tribunale qualunque. È l'aula bunker di Palermo, costruita in pochi mesi per ospitare il maxi processo. A distanza di 40 anni dal maxi processo, questa mattina la presenza di Pietro Grasso al Museo Stazione 23 Maggio di Capaci è stato presentato in realtà virtuale il progetto che ha come obiettivo valorizzare, preservare e rendere accessibile un patrimonio storico, civile e documentale di straordinaria importanza. Come vediamo, tramite la realtà virtuale ci si può calare nell'aula bunker del carcere Ucciardone. Il primo ricordo che mi viene in mente è il momento in cui sono entrato. Un'emozione indescrivibile, una sorta di groppo alla gola, entrando, passando quelle porte, vedendo quella marea, quella platea nera fatta di toghe di avvocati, poi il volto degli imputati dietro le celle e poi 500 giornalisti in tribuna, il pubblico, insomma un momento veramente emozionante che poi ho superato subito perché poi c'è stato il giuramento dei giudici popolari, un giuramento anche quello commovente perché giuravano di fare in modo che la sentenza fosse affermazione di verità e di giustizia. Dopo aver ricostruito con la realtà virtuale l'autostrada subito dopo la strage di Capaci per raccontare tutto quello che è successo, il prima e il dopo, adesso abbiamo lavorato alla ricostruzione dell'aula bunker, sempre con la realtà virtuale, per permettere ai nostri visitatori di trovarsi lì durante il maxi processo, rivivere le fasi salienti e capire quello che è successo. Io vi auguro la pace, signor Presidente. A tutti voi io auguro la pace. Questo progetto prevede anche la digitalizzazione di una selezione di atti processuali originali forniti dal Tribunale di Palermo, che consente, grazie all'intelligenza artificiale, la consultazione digitale e la ricerca avanzata dei contenuti. La vittoria della legalità contro la mafia diventa veramente storia. A Trapani, cambiamo argomento, una donna ha partorito in auto mentre con il marito si dirigeva in ospedale, scortata dai carabinieri. Davanti all'ingresso delle urgenze, i sanitari avvicinatisi alla macchina hanno notato la donna che teneva già il suo neonato tra le braccia. E malgrado le movimentate circostanze, grazie al cielo, mamma e bimbo stanno bene. Musica, dopo la sinergia per la festa di Sant'Agata, nuova collaborazione tra le nostre reti e RTL in occasione del Festival di Sanremo. Grazie alla radio più ascoltata in Italia, Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web presenteranno già dal 23 di questo mese le voci da Sanremo. Roberta Lunghi.
Primato su primato. In Italia la radio più ascoltata è ancora RTL 102.5 che con Radio Freccia e Radio Z supera i 9 milioni di ascoltatori al giorno. Nulla è per caso, perché risultati tanto importanti nascono dalla passione e dal lavoro ormai trentennale di Lorenzo Suraci, editore e anima della radio, geniale anticipatore della radiovisione, con il vizio delle intuizioni che si sono rivelate poi chiavi di volta per avvicinare e fidelizzare il pubblico e con l'intelligenza di non adagiarsi mai sugli allori. Mai adagiarsi, anzi immaginarsi che comunque c'è tanta strada avanti. Ci piace cominciare a rafforzare quella che è la realtà, diciamo, italiana, particolarmente regionali. E proprio in quest'ottica, dopo la sinergia durante la festa di Sant'Agata tra RTL e Antenna Sicilia, nasce una nuova collaborazione. Vi ho fatto un invito ufficiale per esserci anche voi con noi a Sanremo per questa grande esperienza che noi facciamo ormai da tantissimi anni. RTL da molti anni, potente amplificatore del Festival di Sanremo, in questa edizione aprirà le sue porte anche della radiovisione alle telecamere di Antenna Sicilia per condividere retroscena e interviste ai protagonisti. Allora verremo a curiosare nel vostro meraviglioso track. Dovete venire, avremo modo di amplificare al massimo quella che è la nostra esperienza a Sanremo. Pronti a diventare tutti rigorosamente dei veri normal people. Grazie Lorenzo Suraci. Assolutamente, grazie a voi. Già dalla 23, voci da Sanremo. Adesso è il momento della pausa, subito dopo il calcio con il Palermo che ha regalato emozioni a Genova e anche gol contro la Samp. E poi il Catania fermato sullo 0-0 in casa dal Cerignola. Vi aspetto. Gara scoppiettante ieri a Marassi, finisce 3-3 tra Sampdoria e Palermo, altalena di emozioni, alla fine pareggia Ceccaroni per i siciliani. Inzaghi dice un punto importante. Marco Gullà. Fuochi d'artificio a Marassi, Sampdoria-Palermo regala emozioni e gol. Finisce 3-3, una partita infinita con il rosanero che acciuffa nel pareggio oltre il 90° con questo colpo di testa di Ceccaroni. È il 12° risultato utile consecutivo per la formazione rosanero che però adesso rischia di allontanarsi dalla zona promozione diretta. Riavvolgiamo il nastro, c'è l'ex Brunori tra i blu cerchiati. Inzaghi risponde con Jonsen dal primo minuto. Partita scoppiettante sin da subito, 2 gol annullati, uno a Brunori, l'altro a Pierozzi per fallo di Bani, ma i siciliani trovano il vantaggio al tramonto del primo tempo per una sfortunata autorete di Abigard dopo un cross di Palumbo. Ripresa, succede di tutto. Begic dopo 5 minuti pareggia e poi al 54° Brunori serve un assist al bacio per Pierini che segna il suo primo gol in blu cerchiato. Partita ribaltata. La Samp cala il tris al 23° sotto la pioggia battente con l'inserimento vincente di Cherubini su assist dalla destra. Sembra finita, ma non è così. I cambi di Inzaghi danno la scossa ai rosanero che tornano in vita con il gol di Augello dopo una grande azione di Palumbo. Poi nel finale la capocciata di Ceccaroni regala il pareggio al Palermo. Negli istanti finali ci prova poi Ampalo, ma il punteggio resta sul 3-3. Una partita memorabile a Marassi. Una partita dai 1000 volti, è chiaro che finito il primo tempo speravo di vincerla, poi per come si era messa, insomma, va bene così, abbiamo avuto una grande reazione, abbiamo fatto il 3-3, anzi con poi Ampalo abbiamo sfiorato il 4-3, adesso non ho ancora visto quell'episodio, però insomma teniamoci questo punto che sarà molto importante, diamo seguito ai nostri risultati. Il Catania non va oltre il pareggio contro il Cerignola al Massimino, 0-0 il finale e Benevento vittorioso a Trapani, scappa via. Marco Carli. Il Catania non riesce ad andare oltre e questa volta non viene in soccorso nemmeno il campo amico. Dopo la sconfitta di Potenza col Sorrento arriva il pareggio a reti bianche con il Cerignola dopo una gara di costruzione in cui il Catania ci prova, ma l'unica vera parata la fa Dini. Primo tempo dei ritmi bassi e con tanti errori tecnici. Quaini va in gol dopo un tocco di Allegretto, ma l'arbitro fischia fallo e resta dello stesso avviso dopo la revisione. Si deve arrivare quasi alla mezz'ora per vedere una conclusione insidiosa. Ci prova Jimenez da fuori area, sinistro al lato di poco. Il Cerignola
Cerignola però risponde con parlato, questa volta il tiro di destro, ma il risultato è identico, pallone fuori. L'occasione giusta, la prima vera palla gol, capita sui piedi di D'Ausilio, che da dentro l'area non capitalizza il passaggio di Corbari e spedisce alto. L'unico rammarico che nelle situazioni pericolose che abbiamo creato siamo stati poco incisivi, poco determinanti, però per quanto riguarda la prestazione non posso rimproverare niente, ragazzi. Fra l'avvio della ripresa e i primi minuti entrano Lunetta, Di Noia e poi Caturano e Bruzzaniti. Il Catania ha più profondità, da un'iniziativa di Lunetta il pallone arriva a Casasola che calcia alto. L'esterno si ripete, ancora servito da Lunetta ma spedisce fuori anche se non di molto. Tocca però a Dini salvare il risultato. Russo da sinistra, pennello un cross su cui Dorazio scaglia un tiro potentissimo che il portiere Tneo respinge con un grande intervento. Toscano si gioca anche la carta Rolfini. Arriva l'occasionissima sui piedi di Lunetta, ben lanciato da Quaini, ma la conclusione deviata in angolo. Il Catania chiama anche 2 volte la revisione, ma l'arbitro non cambia idea. Nel convulso finale viene espulso Lunetta. Finisce la lunga striscia di vittorie interne, un risultato che, complice il Benevento che scappa, allontana anche il sogno della promozione diretta. Sconfitte entrambe Siracusa e Trapani, che occupano la zona play-out, devono fare i conti con impegni non facili sabato prossimo. Francesco Triolo. 2 sconfitte diverse nella dimensione e nei modi, il Siracusa a Cosenza e il Trapani in casa contro il Benevento, e restano comunque entrambe in zona play-out. Quella del Siracusa sta di beffa perché al San Vito Marulla il gol dei padroni di casa del Cosenza arriva a 8 minuti dalla fine della partita e dopo che la squadra di Marco Turati aveva giocato una buona gara guadagnandosi sul campo quel punto che sembrava ormai alla portata. Gli azzurri, anzi, sia alla fine del primo tempo che nella ripresa, hanno anche avuto alcune occasioni per tentare il colpaccio. Nel finale l'episodio chiave con Emmausso che approfitta di un'uscita non perfetta di Faraoni e il gol che decide il match. E per il Siracusa è la quinta sconfitta nelle ultime 6 partite e sabato c'è il derby col Catania. Ben più pesante invece è quella del Trapani, 5 gol in casa dalla capolista Benevento senza possibilità di alcuna reazione per i Granata che già dopo 20 minuti erano sotto di 2 reti. Trapani in difficoltà per tutta la partita, tramortito al cospetto di un Benevento cinico ma in difficoltà e poi agevolato anche dall'espulsione di Benedetti nel primo tempo. In Granata pagano anche una rosa profondamente rimodulata dal calciomercato. In piena zona play-out, la squadra di Aronica deve adesso guardarsi anche dal Giuliano, ultimo in classifica, distante appena 4 punti e prossimo avversario del Trapani sabato pomeriggio. Noi ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.